Lego la mia bici come posso al palo che sorregge il cartello che annuncia di essere giunti a grado. Calcio i roller e via. Parto per questa avventura in una fresca mattina di luglio lungo il ponte che collega l'isola alla terraferma. L'obiettivo è quello di percorrere il ponte sino a Aquileia ed osservare il sorgere del sole. La voglia di documentare la traversata del ponte di Grado al sorgere del sole era troppo forte e anche se non è molto agevole andare sui roller e con una mano tenere contemporaneamente la telecamera, l'ho fatto. Le immagini certo sono un po' mosse e confuse, ma rendono l'idea dell'atmosfera, della notte che diventa giorno, del fresco del buio che lascia spazio al calore del sole che sorge. Siamo giunti ad Aquileia. È tempo di tornare indietro. Mi aspettano altri 4 km e mezzo circa. Likely, I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't Un'occhiata al GPS. La velocità è buona, sto tenendo una media che va dai 17 ai 20 km/h, ma molto dipende dalle condizioni dell'asfalto. A volte si corre, altre volte si fatica. E poi c'è il vento che, se prima ce l'avevi a favore, adesso è contrario. Eccolo, il sole. Sta sorgendo. Mi fermo a guardare. Ora che è tutto più chiaro, è tutta un'altra atmosfera. Voglio riprendere un cormorano, almeno credo che sia un cormorano, ma ogni volta che mi avvicino io si allontana lui. Forse il pezzo più difficile è attraversare il ponte con la camminata a gratte metalliche. Mi tocca procedere in questo modo, altrimenti le rotelle non scorrono bene. Ne approfitto per fermarmi e riprendere i colori della battigia. Se fate attenzione, c'è lo stesso cormorano di prima. Questa volta è intento a cercare animaletti sul fondale marino. Ed eccoci arrivati nuovamente a Grado. Aquileia, Lucoral è stato qui coi rollerblade. Un saluto dal ponte di Grado da Lucoral.